Tornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina vogliamo fare un po' di archeologia politica, vogliamo occuparci di Massimo D'Alema e purtroppo non è archeologia, in realtà è attualità politica perché essendo uno che nella vita diciamo politico-ideologica le ha sbagliate tutte, fin dai tempi in cui si schierava orgogliosamente con l'Unione Sovietica, viene tuttora ovviamente sentito come un guru e una mente superiore per decrittare la nostra contemporaneità. In tale veste è stato ospite ieri sera a 8:30 da Lilly Gruber, quindi potete immaginare il livello di contraddittorio è stato incalzato ferocemente, ma al di là di tutto è interessante cosa ha detto. Perché è interessante? Perché la sinistra italiana, il caravanserraglio del bel mondo progressista è ancora fermo a queste tesi, cioè è perfettamente riassunto ancora da Baffino. Leggiamo le perle più salienti che ci ha consegnato. Bisognerebbe sottolineare con maggior forza che andrebbe fermato questo conflitto, è interesse del mondo e dell'Europa. Un negoziato con l'Iran è stato fatto, portò a un accordo che spinse l'Iran a interrompere lo sviluppo della bomba nucleare. Ora va bene che nei suddetti anni ruggenti, diciamo, comunisti e filo-sovietici, ha imparato, diciamo, l'arte del ribaltamento della realtà, no? Della dissimulazione della disinformazia. Ma l'accordo scellerato, stretto da Barack Obama con gli Ayatollah fu una vera e propria presa in giro, cioè gli Ayatollah portarono a spasso Barack Obama e con lui tutto l'Occidente a rimorchio del Nobel per la pace, diciamo a priori sulla fiducia, perché mentre stringevano quell'accordo sviluppavano chiaramente uranio con la prospettiva di un nucleare non civile, cioè il sito di Fordo, per esempio, quello sotto la montagna che è il vero problema di questa guerra perché gli israeliani da soli non riuscirebbero a sradicarlo e non è chiaramente per utilizzo civile ed è stato costruito negli anni ed è frutto anche di quel falso accordo. Quindi prima dichiarazione, primo capovolgimento della realtà. Fu Trump a sabotarlo, una responsabilità gravissima. Sì, Trump uscì dall'accordo presa in giro ed esercitò la massima pressione sul regime degli Ayatollah, che infatti negli anni del suo mandato stettero quantomeno buoni. Ma ora arriviamo al clou. Se l'Iran avesse la bomba nucleare non ci sarebbe la guerra. No, compagno D'Alema, se l'Iran avesse la bomba nucleare oggi, mentre parliamo, 10 minuti dopo che l'Iran ha la bomba nucleare, non c'è più Israele. Non è che non c'è più la guerra, ma non per una nostra, come dire, fissazione qui a Radio Libertà, perché lo dicono gli Ayatollah da decenni. Perché la Repubblica Islamica dell'Iran, perché poi chiamarlo Iran fa un torto al popolo e alla grande storia, diciamo, pre-islamista, ma la Repubblica Islamica dell'Iran nasce con quella parola d'ordine. Cioè l'Ayatollah Khomeini la fonda su una retorica anti-ebraica in primis, anti-occidentale in secundis, e chiarisce che è una missione, diciamo, religiosa, metafisica per gli Ayatollah, quella di cancellare lo Stato degli ebrei, tant'è che costruisce subito Hezbollah con quel fine. Ma D'Alema insiste e fa questo esempio: basti pensare alla Corea del Nord. E no, compagno, poi capiamo che qui parli di un regime comunista, quindi la commozione ti fa perdere ulteriormente lucidità. Ma la Corea del Nord, un'orrenda tirannia, dittatura che ha i gulag e che opprime il suo popolo con ferocia senza pari, qual è la differenza dal punto di vista di chi ci vive fuori da quell'inferno? Kim Jong-un non ha mai dichiarato che vuole cancellare la Corea del Sud, il Giappone dalla carta geografica. Non è nato su quella missione e questa è la differenza radicale rispetto a un'atomica in mano a Khamenei e ai gentiluomini che lo circondano. Ho l'impressione, sempre D'Alema, che fare la guerra a chi non è democratico sia qualcosa di realistico. Infatti, nessuno sostiene, o se lo sostiene è come dire un pazzo che scavalcherebbe George Bush quanto a interventismo. Nessuno sostiene che bisogna fare la guerra a tutti gli stati
non democratici. Rimaniamo in Medio Oriente. Nessuno pensa di fare la guerra all'Arabia Saudita, che non è un esempio di democrazia, ecco, francamente. Ma perché? Perché l'Arabia Saudita non minaccia la regione esportando terrore, non ha costruito un'alleanza regionale con la missione di rimuovere Israele, anzi ha discretamente appoggiato gli accordi di Abramo voluti da Trump, capolavoro diplomatico che D'Alema ignora, perché certi paesi del Golfo non sarebbero mai entrati in quegli accordi senza un beneplacito saudita, e imposta una relazione, diciamo, con l'esterno costruttiva, cioè con l'Occidente vuole fare commerci, affari all'insegna della prosperità reciproca, non è una minaccia regionale e globale, anche se non è una democrazia ovviamente, un paese dove non vorrei mai vivere, ma nessuno sostiene che vada bombardato. L'Iran è un po' diverso, perché ha una vocazione terrorista verso l'esterno, verso lo Stato degli ebrei in primis. I regimi cambiano quando c'è capacità di cambiare nelle società, non per le bombe, e i ragazzi e le ragazze iraniani potrebbero dire qualcosa D'Alema su questo fronte. In ogni caso, per lui il problema è capire se si riescono a fermare le forze che vogliono impedire il negoziato. Primo fra tutte Israele e l'attacco voluto da Netanyahu. Capite che quest'uomo è fissato da illo tempore, no? Quando anche da Presidente del Consiglio si concesse una splendida passeggiata a Beirut a fianco di un leader di Hezbollah, gruppo terrorista costruito e finanziato in chiave anti-israeliana dagli ayatollah. Ma perché abbiamo riferito tutto questo, come definirla, questa ricostruzione lievemente parziale e sempre solo contro Israele di D'Alema? Perché la sinistra oggi è ferma a quell'alfabeto. Oggi c'è uno sciopero per fermare la guerra in Medio Oriente, sostanzialmente a favore degli ayatollah e contro Israele. Elly Schlein ogni giorno esterna contro Israele senza mai fare neanche una premessa sul regime oscurantista degli ayatollah. Opinionisti, giornaloni, intellettuali di riferimento sono fermi a questa retorica qui, cioè D'Alema è ancora il leader culturale in pectore della sinistra italiana. Traetene le vostre conclusioni, ma soprattutto rimanete con noi, perché a brevissimo ci sarà la nostra intervista settimanale. Vi aspetto.